TG, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Apriamo il telegiornale con la cronaca, con una brutta storia che ci arriva dal Padovano. Shock, un operaio di Cinto Euganeo si è tolto la vita dopo che l'azienda per cui lavorava da anni gli ha comunicato il licenziamento. Sconvolti i colleghi che hanno deciso di astenersi dal lavoro in segno di lutto. Sentiamo. È il giorno del lutto, si vedono pochi lavoratori al IVG Colbacchini di Cervarese Santa Croce. Operai e dipendenti poche ore fa hanno scoperto che un loro collega si è suicidato dopo che l'azienda produttrice di tubi di gomma gli aveva comunicato il licenziamento. Simone Sinigaglia aveva 40 anni e lavorava qui da 15 anni come operaio di semilavorati. I suoi colleghi hanno deciso di astenersi dal lavoro in solidarietà alla famiglia del quarantenne che vive a Cinto Euganeo. Abbiamo chiesto ai lavoratori di astenersi oggi dal lavoro, l'adesione è stata praticamente totale e lo stabilimento è vuoto. Per Simone Sinigaglia non era certo un periodo facile. Qualche settimana fa l'azienda gli aveva comunicato l'avvio di una procedura disciplinare contestandogli un uso improprio della legge 104, quella che prevede 3 giorni di astensione retribuita dal lavoro al mese per curare un parente. Avevo visto Simone proprio settimana scorsa quando avevamo comunicato le giustificazioni all'impresa, gli avevo anche comunicato, avevamo condiviso che l'impresa entro 10 giorni doveva decidere l'eventuale provvedimento disciplinare e in qualsiasi caso ero a disposizione per sostenerlo e per tutelarlo, ma come dire, mai mi sarei aspettato un gesto del genere. Mercoledì ad inizio turno l'azienda però gli ha comunicato il licenziamento e così Simone ha deciso di dirigersi verso Carmignano Sant'Urbano, lungo l'argine del fiume Gorzone, un luogo che conosceva bene perché ci andava spesso a pescare e qui si è impiccato ad un albero. Lo hanno ritrovato i carabinieri di Este che hanno subito avvertito i familiari. Il fratello lavora nella sua stessa azienda, i colleghi sono sotto shock. Lo conoscevo da oltre 10 anni, parlavamo regolarmente. Non c'erano particolari problemi e non ho avuto sentore, nessuno l'ha avuto, ma non so, è insondabile la cosa, per il momento non riesco a spiegarmela. Lo conoscevo da parecchi anni, è persona squisita, lo shock è veramente, non ci si aspettava proprio questo tipo di reazione. Una persona è morta ed altre 2 sono rimaste ferite in un incidente accaduto questo pomeriggio poco dopo le 15:30 fra Santa Giustina e Busche di Cesio Maggiore lungo la statale 50 del Grappa e Passo Rolle. Tra i veicoli coinvolti sul posto è arrivato l'elicottero del SUEM e 2 ambulanze dell'ospedale di Feltre. La statale è rimasta chiusa temporaneamente al traffico deviato sulla viabilità secondaria per consentire ai vigili del fuoco la rimozione dei mezzi. Vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura calabrese di Palmi è arrivata fino a Cortina d'Ampezzo. In manette il cuoco di un hotel che avrebbe rivenduto la droga prodotta e confezionata in Calabria. Fiumi di cannabis dai campi della piana di Gioia Tauro a Cortina d'Ampezzo grazie al doppio lavoro di Francesco Graziano, 41 anni di Taurianova, cuoco in un hotel della Conca, che secondo l'attività investigativa dei carabinieri del comando di Reggio Calabria aveva avviato un'intensa attività di rivendita al dettaglio della droga prodotta e importata dalla provincia reggina. Prove a quanto pare schiaccianti nei confronti dell'uomo arrestato nelle prime ore di oggi dai carabinieri di Reggio Calabria. Il blitz coordinato dalla Procura di Palmi è scattato in contemporanea nelle province calabre del Nord Italia, 15 complessivamente le persone finite in carcere, quasi tutte legate da parentela, accusate a vario titolo di coltivazione, detenzione, vendita, acquisto e cessione di droga, ma anche detenzione di armi da guerra e da sparo e ricettazione. L'indagine dei carabinieri ha accertato che il sodalizio utilizzava pezzamenti di terra nelle aree rurali tra i comuni di Gioia Tauro e Taurianova per la coltivazione, lavorazione e successivo spaccio di ingenti quantità di marijuana. È un'importante operazione che ha visto impiegati 150 carabinieri in questa provincia e in altre province del territorio nazionale e si inquadra in una più ampia strategia di contrasto alla produzione di marijuana nella piana di Gioia Tauro
e al conseguente illecito profitto da parte della criminalità locale di ingenti somme di denaro. I carabinieri hanno sequestrato più di 300 kg di cannabis già pronta per lo spaccio, 30.000 piante coltivate in 3 vaste piantagioni. In tutto si stimano più di 13 milioni di dosi per un giro d'affari di oltre 100 milioni di euro. Maxi truffa dei pannelli fotovoltaici, l'operazione è scattata da Perugia ed ha coinvolto molte province italiane, tra le quali anche Treviso. 7 gli imprenditori che sono stati arrestati, 2 sono trevigiani. Il blitz dei carabinieri del NOE di Perugia è scattato questa mattina alle 3, sono oltre 300 militari coinvolti nell'operazione che ha toccato numerose province d'Italia, smantellato un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illegale di pannelli fotovoltaici, disposto anche il sequestro di 12 società e relativi beni per un valore complessivo di circa 40 milioni. I reati contestati a vario titolo sono riciclaggio, autoriciclaggio e traffico internazionale illecito di rifiuti. 7 imprenditori sono stati arrestati, 5 sono finiti in carcere, 2 agli arresti domiciliari. A Treviso sono 2 le persone in manette. Si tratta di un imprenditore di Casale sul Sile, considerato un leader nell'organizzazione. Per tutta la giornata i carabinieri hanno effettuato perquisizioni, sequestrato l'azienda, i capannoni e numeroso materiale. In manetta anche un'altra persona, si tratta di un marocchino che aveva il compito di trasportare il materiale. I carabinieri hanno sequestrato al nordafricano il 50% dell'abitazione dove vive, 93 inoltre le persone indagate. Secondo i carabinieri ritiravano partite di pannelli fotovoltaici dismessi in tutta Italia, ma anziché demolirli con il recupero dei materiali come prevede la normativa, li riciclavano commercializzandoli all'estero, soprattutto in Asia e in Africa. Primo giorno del processo all''ndrangheta in Veneto all'aula bunker di Mestre. Le indagini hanno portato a quasi 30 arresti diversi tra le province di Venezia e Padova. L'udienza preliminare del processo all'organizzazione ritenuta affiliata all''ndrangheta calabrese è stata rinviata al 3 febbraio. L'inchiesta di Carabinieri e Guardia di Finanza, partita nel 2013 dopo un'aggressione davanti a un'azienda di Galliera Veneta, si era allargata fino ad arrivare a novembre a 54 avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia. Già a marzo l'operazione Camaleonte, come era stata ribattezzata, aveva portato a 27 arresti, 13 in carcere e 14 ai domiciliari, molti di origine calabresi, alcuni già detenuti, altri residenti a Mestre e Portogruaro e in diverse località del Veneto, soprattutto nell'area dell'Alta Padovana. Le accuse variano dall'estorsione al riciclaggio, violenze di vario tipo e commissione di reati fiscali, nel mirino degli inquirenti anche imprenditori veneti. Udienza preliminare rigorosamente a porte chiuse nell'aula bunker di Mestre, che nello stesso mese in cui è stato dato avvio al processo contro i casalesi vede un altro grande processo contro la criminalità organizzata in Veneto. Le porte dell'aula bunker però non rimangono chiuse a lungo, a metà mattina sono già riaperte. Il processo è stato rinviato anche perché un paio di imputati che erano in collegamento video da siti protetti o da carceri non erano in grado di partecipare all'udienza perché non funzionava il collegamento. Il giudice ha rinviato, preso atto di queste circostanze e prevedendo un ritmo serrato delle prossime udienze, anticipando già che ci sarà la possibilità di fare udienze anche di sabato. Il calendario dovrà tenere conto del fatto che diversi imputati hanno processi pendenti presso altri tribunali e corti d'appello. A Bologna il 13 marzo comincia l'appello dell'abbreviato del processo a Emilia e il 19 il processo con rito ordinario d'appello. Ci sono dei problemi di organizzazione, di date libere per gli imputati, e il processo è stato rinviato al 3 febbraio per perfezionare le notifiche e sistemare i collegamenti che al momento non ci sono. A Vicenza 4 ragazzini sono finiti nei guai e sono stati denunciati perché per lanciare l'uscita di una canzone hanno imbrattato un muro. Muri imbrattati non è una novità purtroppo a Vicenza. Non parliamo di murales che possono essere paragonati a delle opere d'arte, ma piuttosto di scritte, simboli e ancora messaggi talvolta privati, muri usati come lenzuola bianche per dare sfogo ai propri sentimenti, oppure come accade in Contrada dei Filippini, centro storico, zona frequentatissima dai ragazzi per la presenza di una scuola. 4 ragazzini, 2 minori e 2 appena maggiorenni, di notte hanno utilizzato il muro per lanciare una canzone di un trapper, Polvere YouTube 3101, come ci spiega uno studente.
Questa scritta riguarda questo cantante? Sì, perché sostanzialmente appunto è una scritta per l'annuncio del suo nuovo singolo che uscirà nei prossimi giorni, appunto è scritto il 31, e evidentemente è un modo per sponsorizzarsi. Il quartetto però è stato notato da un residente che ha allertato il 113. Sul posto è giunta una volante che ha intercettato i ragazzi mentre se ne stavano andando, in mano le bombolette spray usate, le mani ancora coperte del colore, oltre alla mascherina stencil 50 x 50 cm usata per fare la scritta. I 4 ammettevano di essere loro gli artefici del, diciamo così, messaggio promozionale e, seppur dispiaciuti e pronti a riparare al danno, sono stati denunciati in concorso per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Cosa ne pensi di averlo fatto in questo modo? No, secondo me è sbagliato. Cioè, tutti quanti lo fanno in modi che sono dirlo su YouTube o su principalmente Instagram, annunciare i vari profili, eccetera. Secondo me così no. I residenti però sono esasperati, a quanto pare il via vai dei ragazzetti alla sera e di notte sarebbe costante, tra schiamazzi, urle e anche bevute c'è chi sfoga il cosiddetto estro creativo sui muri dei palazzi della città, deturpandoli. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa. Eccoci nuovamente insieme, parliamo di Mose e grandi navi. Il governo annuncia importanti azioni su 2 temi fondamentali per la città di Venezia. Le annuncia il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Baretta. Sentiamo. Durante la riunione in prefettura in cui Comune e Regione sono tornati a chiedere i 150 milioni della legge speciale per Venezia, il sottosegretario veneziano Pierpaolo Baretta ha annunciato che il bonus c'è, così come ci sono i soldi per completare il Mose. Il Mose va completato, già l'effetto della nomina del commissario si vede, si è discusso sulla possibilità di innalzare le paratie già a breve nei prossimi mesi. Quindi credo che si possa pensare che entro quest'anno avremo un passo in avanti notevole e anche direi conclusivo. Le risorse ci sono, il governo le ha stanziate, quindi si tratta soltanto di completare l'opera. Non ci sono più scuse dunque, il Mose dovrà essere finito nei tempi previsti. Novità dal governo arrivano poi sul fronte della croceristica. Il governo sta lavorando a una soluzione che consenta di ridurre il numero dei passaggi delle navi dal bacino di San Marco, trovando innanzitutto una soluzione provvisoria che consente quindi già da quest'anno di evitare il problema delle grandi navi e nel frattempo discutere il più rapidamente possibile di una soluzione definitiva, ma adesso quello che conta è prendere il più presto possibile una decisione che riduca il passaggio. Altro presidio dei lavoratori questa mattina a Marghera, a rischio migliaia di posti di lavoro. Senza l'escavo dei canali le navi non entrano, non abbiamo lavoro e ci sono famiglie che restano a casa, lavoratori che non mangiano più. Tra porto e indotto parliamo di quasi 20.000 persone e quindi 20.000 persone che non hanno più lavoro, si crea un problema enorme. Quelli che devono decidere al governo devono decidere, devono dire da che parte stanno, se stanno dalla parte dei lavoratori o non si sa di chi. Noi vogliamo che i canali vengano scavati e che venga fatta la manutenzione per riportarli a 12 metri, altrimenti perdiamo lavoro, perdiamo le navi, i portuali non mangiano e il porto va in crisi. I lavoratori portuali di Venezia continuano la loro protesta per chiedere al governo di intervenire prima che sia troppo tardi. Il presidio a Marghera, all'ingresso dell'Heritage Tower, proprio mentre era in corso un convegno sull'impatto economico e sociale del sistema portuale veneto. Siamo molto preoccupati, siamo qua di fatti non da adesso, ma già abbiamo presidiato la salvaguardia, abbiamo presidiato altre cose, siamo tutti allertati perché tutti i lavoratori vogliono scioperare e vogliono dire la sua, perché questo è un problema che sentiamo tantissimo. Bisogna muoversi assolutamente, i tempi sono strettissimi, dobbiamo agire immediatamente, insomma, perché già abbiamo perso un traffico notevole e recuperarlo sarà molta fatica. Serve il protocollo fanghi, serve il piano morfologico, serve che scavino, punto, fino a 12 metri, punto.
L'allarme polveri sottili con lo smog che non dà tregua. In un anno i veneti, pensate, respirano aria malata un giorno su 3 e dall'inizio del 2020 Treviso e Padova sono le città peggiori, si salva soltanto Belluno. Legambiente raccoglie i dati delle centraline dell'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, e tira le somme. L'aria in Veneto è malata. Un giorno su 3 si respira aria che non rispetta i limiti. 5 città italiane, Frosinone, Milano, Torino e le Venete, Padova e Treviso, hanno sforato per ben 18 volte a gennaio i limiti di PM10, le polveri sottili. Per il rapporto, chiamato malaria, il Veneto è una delle regioni più esposte. Tra le 19 città che hanno superato il limite di legge del PM10 negli ultimi 10 anni, il Veneto guadagna la prima posizione. A livello regionale la situazione è questa, che tutti i capoluoghi veneti, a parte Belluno, negli ultimi 10 anni hanno superato sempre consecutivamente il limite di legge per il PM10 e anche spesso per l'ozono. Abbiamo calcolato che a Padova ci sono stati 1550 giorni fuori legge in 10 anni, praticamente quasi 4 anni. E l'inizio del 2020 non prospetta nulla di buono. Nelle prime 3 settimane Treviso ha superato per 19 giorni i limiti di PM10, Venezia e Padova per 18, segue Vicenza con 17, male anche Rovigo e Verona, e se pensiamo che il limite consentito all'anno è 35, significa che Treviso, Padova, Venezia e Vicenza sono già praticamente a metà dopo soli 20 giorni. Anno dopo anno c'è una gara negativa tra i comuni veneti per la maglia nera, sostanzialmente spesso è capitato a Padova, spesso a Treviso, alle volte a Rovigo. Un inquinamento che minaccia la salute dei cittadini e che trova nel trasporto stradale una delle principali fonti di emissioni di inquinanti, senza dimenticare le altre sorgenti come il riscaldamento domestico, l'industria e l'agricoltura. Servono interventi profondi. La situazione non migliora, nonostante gli sforzi. Bisogna diminuire il traffico strutturalmente tutto l'anno, perché non dimentichiamoci che in estate abbiamo anche l'ozono, che fa anche lui tanto male. Allora, per diminuire il traffico strutturalmente bisogna potenziare fortemente il mezzo pubblico, renderlo più frequente. Nonostante le multe nei confronti degli eco-vandali pizzicati dalle fototrappole, a Treviso non si ferma l'abbandono di rifiuti lungo le strade della città. Sant'Antonino, una nuova discarica. Le immagini. Ormai sta diventando quasi un'abitudine qui nella città ed è aumentata questa cosa anziché diminuire, perché lasciano anche nelle zone pubbliche, nei contenitori, addirittura mettono i gatti che investono. Un fenomeno sempre più in aumento, quello dell'abbandono selvaggio di rifiuti tra le strade di Treviso, lo dicono i cittadini, lo dicono i dati sulle multe elevate grazie alle fototrappole. L'ultima in ordine di tempo nei confronti di una 70enne pizzicata da una pattuglia in Borghese mentre stava per gettare un sacchetto nel cestino. Qualche giorno fa una 30enne si è vista arrivare una sanzione da 1.200 euro per aver abbandonato 3 sacchetti lungo la Feltrina e poi altre 2 multe ad altrettanti cittadini intercettati sempre grazie alle fototrappole. Casugana auspica che queste sanzioni servano come disincentivo, ma intanto gli ecovandali non si fermano. Qui siamo nel quartiere di Sant'Antonino. Appena un mese fa era stata segnalata una discarica di rifiuti. Pochi giorni dopo gli agenti della polizia locale erano riusciti a risalire al responsabile e Contarina aveva provveduto a ripulire l'area. Ma ecco che di nuovo nella zona, a 2 passi dalle scuole medie Felicent, sono ricomparsi sacchi neri, imballaggi di plastica, scatoloni, persino degli stivali. Abbiamo anche segnalato stamattina direttamente dalla scuola sia i vigili urbani che la Contarina. E adesso si ricomincia ancora di nuovo, ma è dappertutto qua. Ci sono sacchetti anche di qua, c'è un sacchetto di là, è una zona un po' nascosta, quindi la sera probabilmente fanno man bassa. In effetti, spostandosi di qualche metro lungo la strada si nota una borsa abbandonata e poi nascosta tra le sterpaglie una pentola e addirittura una cassettiera. Mettere delle fototrappole, prenderli e una multa sonora. L'unico modo, perché altrimenti questa è tutta gente che lavora di notte. Sì, e che magari è di altre zone. Di altre zone, senz'altro. L'assessore Manera, che spiega come oltre ai residenti anche i cittadini di passaggio provenienti da altri comuni siano responsabili di questi abbandoni, invita a denunciare episodi simili e poi mette tutti in guardia. Non solo verso i nostri cittadini, ma anche verso i cittadini dei comuni contermini, sappiano che non faremo sconti a nessuno. E quando verranno presi verranno messi anche alla berlina, perché è giusto che la gente sappia chi ha questi comportamenti, e io continuo a dire vigliacchi.
Con il prossimo servizio facciamo il punto sui lavori di restauro del Ponte Vecchio a Bassano. La tour a lato destra Brenta avanza spedita, entro fine mese sarà completata, complice sicuramente il bel tempo che sta caratterizzando il meteo di queste prime settimane del 2020. I lavori di costruzione della strada di cantiere nel Brenta stanno procedendo secondo programma. La Tura, che parte da via Volpato, ha ormai superato il Ponte Vecchio e si affaccia su via Macello. Quando la mezzaluna della sopraelevata sarà terminata e l'area di cantiere messa in secca, sarà possibile iniziare le operazioni in alveo per il restauro delle stilate lato angarano del ponte. Indicativamente il cronoprogramma di cantiere indica l'avvio lavori in alveo nel corso della prima decade di febbraio. La cosiddetta finestra invernale, che sfora in verità verso la primavera, dovrebbe concedere il tempo necessario per il recupero anche di questa seconda parte del manufatto. Le stilate 3 e 4 saranno smontate e il ponte tornerà a poggiare su un castello di ferro che lo terrà sollevato finché le travi in acciaio e la parte in legno saranno posizionate e le stilate dunque ricostruite. In buona sostanza, lo stesso intervento effettuato un anno fa sulla parte est del ponte sarà riproposto nella parte ovest e dunque smontaggio, sollevamento, posa della trave in acciaio e rifacimento. Da qui a qualche mese, insomma, il grande malato sarà dichiarato finalmente guarito. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa. Ripartiamo con la politica. Eletti anche in Veneto i nuovi facilitatori del Movimento 5 Stelle. In un momento non facile per il partito, sono chiamati a riavvicinare il movimento ai cittadini. Essere più vicini ai cittadini e quindi più presenza nel territorio, favorire anche la crescita di nuovi gruppi e risolvere quelle che sono le problematiche che in questo momento magari molto spesso i cittadini hanno e che però non sanno a chi rivolgersi. Antonio Codemo, giovane attivista di Alano di Piave nel Bellunese, è uno dei 6 nuovi facilitatori regionali eletti nelle scorse ore dal Movimento 5 Stelle. Rappresentate quasi tutte le province, Codemo e la moglianese Cristina Manes si occuperanno di relazioni interne, Ulderica Mannella, padovana di Selvazzano, e Simone Contro, vicentino di Sandrigo, di relazioni esterne. Formazione e coinvolgimento sono stati invece assegnati a 2 parlamentari, la senatrice Orietta Vanin di Mirano nel Veneziano e la deputata Barbara Guidolin di Bassano del Grappa. Il movimento nasce nel territorio e su questo noi vogliamo rafforzare la nostra presenza e farci vedere sempre di più vicini ai cittadini. La bufera che ha investito il vertice del movimento con le dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio non cambia dunque i piani dei 5 Stelle. Assolutamente resta tutto come prima e poi io adesso mi devo occupare di risolvere queste questioni, mi impegnerò per garantire più presenza, di risolvere le problematiche dei cittadini e anche di favorire la nascita di nuovi gruppi. Adesso questo è il mio compito e io mi impegno a fare questo. Caso di tubercolosi in un bambino di 5 anni a Rovigo. Siamo in contatto costante con i servizi preposti dell'ULSS 5. Abbiamo fatto tutti i controlli che competono alla pubblica amministrazione, quanto afferma il sindaco Edoardo Gaffeo, facendo un aggiornamento a seguito appunto del caso di tubercolosi che ha colpito il bambino che frequenta una scuola dell'infanzia di Rovigo. La situazione è monitorata e sotto controllo da parte dell'ULSS 5, titolata a gestire la vicenda. Sono stati contattati tutti i genitori della scuola interessata e chiamati per un incontro. Ultimo saluto commosso questa mattina nel santuario della Madonna di Monteberico a Vicenza, a Fra Germano, ultimo frate questante. Addio Fra Germano, frate della carità, ultimo questuante, amico dei poveri e dei derelitti. Fedeli, amici, operatori, frati lo hanno salutato per l'ultima volta, commossi al santuario della Madonna di Monteberico. Una bara semplice, sopra stesa la sua tonaca. Un saluto ad un amico che li ha lasciati alla veneranda età di 92 anni dopo una vita spesa al servizio di chi aveva bisogno senza mai chiedere niente, ma piuttosto donando. È così che lo ricordano le operatrici che fino all'ultimo gli sono state vicine, assistendolo nella sua malattia. Gli davamo i vestiti nuovi per lui,
tornava con vecchi, bucati, eccetera, perché pensava e donava ai poveri. Lui era sempre quello, cioè qualunque cosa che avesse doveva dare agli altri. Si respira la commozione di chi è venuto a dire addio a frate Germano, il frate che con la sua ape carica di frutta e verdura raccolta per i bisognosi girava i paesi. Per tutti aveva una parola di conforto, un sorriso. È l'ultimo di una splendida razza evangelica, cioè i frati questuanti. L'ultimo, non è rimasto più nessuno, ma l'ultimo è stato anche davvero uno dei migliori. E lì era, quando arrivava lui, e arrivava la carità col sorriso. Si stringono i fedeli attorno alla bara per l'ultimo viaggio di Fra Germano, la sua cara ape parcheggiata in convento, mentre le campane sembrano salutarlo con un canto di festa. Si affollano i ricordi di chi lo ha conosciuto, uomo capace di un grande perdono e umanità. Quando che è stato picchiato un paio di volte, lui diceva, beh, può ti peso per loro, cioè, sì, ma ti si qua quel costo è rotto, non ha importanza, ma a me passa, ma ora non so. Io penso che sulla porta del paradiso c'è una lunghissima fila di poveri che lo accolgono e lo aspettano. Il CUAM festeggia i suoi 70 anni di attività. I medici con l'Africa CUAM compiono 70 anni. La prima ONG italiana opera nei luoghi più difficili dell'Africa subsahariana. L'avventura è iniziata nel 1950 grazie all'intuizione di Francesco Canova, un medico di Schio, figlio di un operaio immigrato in America, laureatosi a Padova e partito poi come missionario laico. Figli di operai, noi non siamo gente di teoria, braccia forti, mani abituate alla fatica. E lui è figlio che ha studiato grazie a una borsa di studio e se l'è guadagnata ogni anno, è quello che tentiamo di fare anche noi. Il 50% del nostro bilancio sta in piedi con la gente che crede in noi, abbiamo bisogno perché le robe sono tante e i soldi non bastano mai e dobbiamo però guadagnarcela, meritarcela, mostrare i risultati e in maniera trasparente. E così, per raccontare il CUAM, ecco i numeri. 8 i paesi africani in cui i medici e i volontari operano. Sono quasi 3.000 gli operatori presenti. Di questi 444 sono professionisti qualificati africani formati durante i progetti portati avanti dal CUAM. Le attività si sviluppano in 23 ospedali e 80 distretti dove i medici sono impegnati nella lotta quotidiana contro l'HIV, la malaria e la tubercolosi e poi in 3 scuole di infermieri e un'università. Il progetto più importante è quello prima alle mamme e ai bambini, che ormai da quasi 5 anni si impegna a garantire un parto sicuro e la sopravvivenza dei piccoli nei primi 3 anni di vita. Il mondo che sogniamo è quella di un'Africa capace di camminare con le proprie gambe, di essere protagonista del proprio futuro. Una delle richieste più importanti, ripetute costantemente da giovani istituzioni africane, sono il diritto di restare, il diritto di partire quando ci sono situazioni come il Sud Sudan, che è una situazione drammatica, la gente scappa verso l'Etiopia, verso l'Uganda. Per celebrare i 70 anni molti gli eventi a partire dall'8 febbraio con un convegno all'interno della manifestazione di apertura di Padova, capitale europea del volontariato. Ad aprile poi il Festival della Salute Globale con un treno che porterà il messaggio di salute del CUAM in giro per il Veneto. A giugno la festa delle famiglie e infine l'8 novembre l'annual meeting che per l'occasione ritorna a Padova. Per questa sera è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.